Ci sta. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Mi scuso per la voce dovuta a un mal di gola agostano, non al fatto che sono affranto per il tema di cui sto per parlarvi, anche se potrebbe valere anche la seconda spiegazione, perché sono arrivati i dati definitivi su quanto è costato il fantasmagorico, mitologico, iperstrombazzato, nei fatti iperdannoso super bonus voluto dall'avvocato del popolo, o meglio di chi aveva l'attico da ristrutturare, Giuseppe Conte, e dal governo giallorosso. Dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze sui lavori giunti a conclusione finora, che sono il 98,5% del totale. Con il famoso 110% di incentivo, la realtà è che di questa misura nei fatti hanno beneficiato solo il 4% degli immobili italiani, per lo più di proprietà di ceti, persone agiate, appunto anche attici, case esattamente non popolari, perfino castelli. Non abbiamo nulla contro la ricchezza, ma non è stata come dire, la genialata che ha risollevato l'economia nazionale, anzi è stato un atto di masochismo che l'ha affossata, e ora c'è il conto definitivo che ammonta sì a 132 miliardi e qualcosa, cioè già un buco di 132 miliardi e qualcosa. Pensate averli ora quei 132 miliardi in questa contingenza economica, geopolitica internazionale. Ma questa cifra lievita ulteriormente a 174 miliardi se alla misura madre proprio del super bonus in senso stretto si aggiunge la cascata di piccoli ma una volta sommati costosi e ugualmente autolesionisti bonus sulle facciate degli edifici, per l'acquisto di elettrodomestici, quello per il sisma, per eliminare le barriere architettoniche, gli infissi, i cappotti termici, insomma tutti questi bonus a cascata sul comparto edilizio hanno provocato un buco di 174 miliardi, signore e signori. Rilanciamo ulteriormente, questa è la Contenomics, no? È la misura madre, che è stata una voragine nei conti pubblici, cioè vuol dire i conti sostanziati dai portafogli dei contribuenti italiani. Non c'è un paradiso socialista che poi sarebbe un inferno in cui c'è un pozzo che si chiama fondo pubblico da cui attingere. No, sono i conti sostanziati dai contribuenti. Voragine di 174 miliardi generata dal governo e soprattutto dall'allora Presidente del Consiglio Conte, che è colui che oggi conciona con qualunque mezzo, appena vede un microfono se la prende con i fastidiosissimi per gli italiani, gli automobilisti e le famiglie rincari del carburante, che al momento sono costati però circa agli italiani circa meno di 2, diciamo, vogliamo esagerare la stima, 2 miliardi, non 174. Sono troppi, sono fastidiosi, sono lievemente dovuti a una contingenza internazionale figlia di 2 guerre, una nell'epicentro energetico del mondo che è il Medio Oriente, una nel cuore dell'Europa che è quella in Ucraina, che non sono state decise dal governo, non sono frutto di una misura del governo, che invece finora, e anche le notizie di oggi lo confermano, per esempio sulle accise tiene il punto. Quindi 2 miliardi, a essere generosi, non 174, non figli di una decisione di politica economica del governo, ma di una contingenza geopolitica che non si decide esattamente a Roma. A Roma invece, quando governava Conte, loro signori, i giallorossi, gli illuminati, i progressisti, hanno partorito una voragine di 174 miliardi. Ebbene, che costoro perseverino a dare lezioni addirittura di finanza pubblica si spiega solo con la genesi del Movimento 5 Stelle, cioè si spiega solo con la categoria del comico. Grazie a tutti, a presto. Tra un manifesto